7 luglio siamo in Piazza Ottantesimo Fanteria, la prima serata di Festa di Piazze, ovvero una festa che vogliamo dedicare alle piazze mantovane. 7 luglio Piazza Ottantesimo, 21 luglio Piazza San Leonardo, 4 agosto Piazza Dante, 18 agosto Piazza Aporti. Ogni 14 giorni, ogni 2 settimane, le piazze mantovane meno conosciute, meno frequentate, cambiano registro, diventano spazi un po' più onirici, dove la musica, il teatro, la danza, il canto potranno farci riflettere sulla bellezza della nostra città. Qui siamo in una delle oggi piazze, prima non lo era, che abbiamo riqualificato in Piazza Ottantesima, oggi si dimostra che può essere utilizzata anche con i residenti e con tutti per iniziative di convivialità, di socialità, di intrattenimento. Ci saranno altri 3 eventi, la volontà degli amici di Palazzo Te insieme a quella di Comune di Mantova è far riscoprire alcune piazze secondarie ai cittadini mantovani e portare vita in città anche in collaborazione con i pubblici esercizi della zona. Vedere queste piazze, diciamo che non sono le piazze salotto della città, ma sono altrettanto belle, significative e interessanti, vissute in un modo anomalo e molto più piacevole, almeno per una sera. Questo per i mantovani, per i residenti, ma anche per chi viene da fuori, e quindi un'occasione di vivere la città diversamente, anche se solo per una sera, però si può fare, quindi una visione diversa e più interessante. Sono molto contenta questa sera di festeggiare il 13° compleanno del sito Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale in questa piazza rinnovata e nell'inaugurazione di questi interessanti eventi che si terranno nelle piazze. Ci troviamo in un luogo che storicamente ha visto molti cambiamenti e che vuole essere una piazza che non è un vuoto urbano, che è socialità, ma non solo, è anche memoria storica. Proprio a questo tende l'UNESCO, a proiettare nel futuro la memoria storica dei nostri luoghi. Quindi oggi è un'occasione bella per festeggiare insieme questo compleanno. L'evoluzione della città nell'ultimo secolo e mezzo ha avuto una serie di elementi fondamentali all'interno della città: il nuovo centro cittadino, San Leonardo, l'ex ghetto, Fiera Catena, e possiamo andare avanti, e però ha mantenuto il centro storico una sua identità che tutti siamo in grado ancora di valutare e di apprezzare. Mantova 1866-2016, un secolo e mezzo, 150 anni di storia urbana. Un volume edito dall'Accademia Nazionale Virgiliana, scritto a 24 mani. È un libro cooperativo, possiamo dire così. Un libro in cui una serie di studiosi che fanno anche capo all'Università di Architettura di Mantova ha deciso di scrivere assieme. Il libro è importante perché è un libro che riguarda la città dalla unità d'Italia ai giorni nostri, quindi studiata proprio sotto il profilo tecnico, architettonico, urbanistico, da una serie di autori importanti, Nicolini, Caprini, posso fare tutti i nomi, Iacometti, Leoni e via, che hanno si sono confrontati fra di loro e hanno creato questo libro, questo volume, che secondo me non è un volume che finisce per se stesso, ma che già sarà lo stimolo per procedere oltre. Noi avremmo già intenzione di fare un secondo volume. Che cosa c'è di importante da dire sulla storia urbana di Mantova? Che mantiene nei secoli la sua idea di centro storico, e dunque su questo che bisogna riflettere. E l'altra cosa decisiva è quello che si possa scrivere in continuazione della storia urbana di Mantova, pensando che su questa storia bisogna costruire un futuro, quindi progettare questo futuro sulla storia, e questo direi che è un elemento positivo per la ricerca scientifica, ma soprattutto anche per Mantova e i suoi cittadini.